Amiche e amici, buongiorno, ben ritrovati in diretta, ore 13, nuova puntata, nuova ora che passiamo insieme a voi e a quelli che sono i miei ospiti di oggi per affrontare un tema che non vuole assolutamente lasciare perdere spazio sui media in queste settimane, qui soprattutto ovviamente in Veneto, ovviamente a Treviso. Prosecco sì, Prosecco no, perché insomma, come tantissimi di voi avranno seguito le vicende e le cronache appunto di questi periodi, c'è una discussione in quella delle zone originarie del Prosecco e quindi Valdobbiadene e Conegliano su utilizzare o meno il nome, perché insomma, sembrerebbe che con ovviamente cognizione di causa, potesse essere un danno per alcuni produttori e si sta pensando appunto ad un'alternativa. Come al solito, quando tocca a me, comunque insomma anche con quelli che sono i miei colleghi, noi cerchiamo di andare a fondo delle questioni e con persone competenti e che ci diano anche una visione a 360 gradi di quello che è la dinamica. E quindi vi presento gli ospiti di oggi, innanzitutto il professor Boatto, veramente una figura molto autorevole in questo ambito, enologo, Università di Padova, professore al CIRV di Conegliano, da una vita insomma, ha seguito tutti i percorsi di quella che è stata la genesi di questo vino e anche di altro. Grazie professore per essere qui con noi oggi. Poi abbiamo un produttore della zona della DOCG di Conegliano Valdobbiadene, Alessandro Bottignolo, e tra l'altro uno di coloro che vorrebbe spiegarci perché in questo momento appunto varrebbe la pena non utilizzare il nome Prosecco per chi è della DOCG. Grazie Alessandro. E poi abbiamo Stefano Zanotto che è un ristoratore in centro a Treviso, un ristorante tra l'altro frequentato molto da turisti e il senso di averti qua ovviamente è in funzione anche di che cosa respiri tu quando insomma, proponi il prodotto del territorio e tra l'altro hai anche un vino che è di OCG, quindi sei nella doppia veste. Allora io vi ringrazio, 0422 162 6798 il nostro numero di telefono per intervenire in diretta. Allora, io se mi permettete partirei da professor Boatto. Professore, allora, siccome ci conosciamo da una vita mi permetto di darti nel tuo anche certo. Di fronte alle telecamere, tu segui veramente da tanto tempo e sei stato testimone e protagonista anche di tutta una serie di logiche per quel che riguarda la denominazione Prosecco, come poi si è cambiata la DOC verso le DOCG eccetera eccetera. Allora, lasciando da parte quelle che sono le dinamiche più note, però a me ha colpito nella chiacchierata che abbiamo fatto insieme prima di quando ti ho invitato rispetto a quella che è l'origine, cioè come nasce in Comunità Europea una dinamica tipo quella del Prosecco, no? E tu mi hai detto, attenzione che alla base di tutto c'è la tutela del consumatore, certo. Quindi proviamo a ripartire da zero, no? Allora, ti ringrazio, intanto volevo precisare che io non sono enologo perché altrimenti mi uccidono, io insegno a Conegliano come università e quindi ho concorso a produrre assieme a tanti colleghi e formare degli enologi, amo il Prosecco, lo consumo, mi piace e questo è per quanto riguarda la conoscenza del prodotto. Venendo alla domanda, certo io sono stato contribuito nel mio piccolo a fare sì, allora quando c'è stata la grande discussione sul riconoscimento normativo dei prodotti di origine, quindi alla creazione di una sorta di regolamento che tutelasse questi prodotti, affinché questo avvenisse, e questo è stato nel 92 che esce questo regolamento, in maniera quasi non inaspettata, ma insomma non era assolutamente scontato che si potesse arrivare a questo. Mi corre l'obbligo di ricordare una figura che è stata molto importante, almeno due, una italiana che è Franco Borgo, che era il Presidente della Commissione Agricoltura, è stato anche assessore all'agricoltura del Veneto, era Presidente della Coldiretti di Vicenza per un certo periodo, figura amabilissima e che grazie al suo lavoro politico è riuscito a creare una situazione che ha fatto sì che poi il Parlamento europeo si pronunciasse a favore dell'introduzione di questo regolamento e la Commissione ovviamente poi ne diede l'assetto. L'altra questione è un certo Mansito, uno spagnolo. Ecco, allora qual è il punto che pure purtroppo è morto? È stato quello che ha trovato
il cavillo, diciamo, per far autorizzare il riconoscimento dell'origine. Noi abbiamo questo regolamento importantissimo, da cui dipende tutte le grandi produzioni di origine europee, che vengono quindi tutelate grazie a questi regolamenti, perché l'interesse del consumatore, cioè noi attraverso il regolamento comunitario tuteliamo il consumatore, che in questo modo ha la possibilità, vedendo il prodotto etichettato come ad esempio Prosecco di OCG piuttosto che Prosecco DOC, di essere tutelato contro possibili ovviamente imitazioni che si avrebbero facilmente se non ci fosse questo regolamento. Allora, quindi facciamo un attimo questo primo flash, no? Le cose non arrivano per caso, no, cioè, se la comunità europea a un certo punto decide di assegnare, in questo caso a un vino, di riconoscere un nome a un vino e quindi poi associarvi una provenienza, è perché innanzitutto c'è stato un lavoro di diplomazia e politico, sì, di politica agricola, sì, diciamolo in questa maniera. Cioè, non è che uno alza il dito e dice bene, domani mattina nasce il vino, aspetta perché ce n'è anche uno con questo nome, nasce il vino Stefano e automaticamente questo accade. No, c'è tutto un iter. E alla fonte di ciò c'è, come diceva il professor Boatto, una tutela del consumatore, perché il consumatore quando si siede nel ristorante di Stefano sa che se prende Prosecco, o meglio se si informa, sa che il Prosecco arriva da quella zona. A questo punto comincio con le domande anche a voi. Che riscontri hai e che differenza di riscontri hai tra gli italiani e gli stranieri quando arrivano nei tuoi locali rispetto al mondo del vino? Beh, oddio, alla fine chiedono tutti Prosecco, poi sta a noi spiegare un attimo la zona di provenienza, cioè dobbiamo essere noi a far da tramite tra il produttore e il cliente. È logico che l'italiano è più esigente, mentre gli stranieri comunque puoi dare un Prosecco qualsiasi, purché sia Prosecco, cioè logicamente non è che puoi dargli come qualsiasi altra cosa, insomma deve essere scritto Prosecco. Mentre magari soprattutto quello della zona, ma l'italiano in genere è un po' più attento a queste cose, agli OCG e alla zona di provenienza. Ma ti fanno mai anche poi domande particolari? Sì, insomma, dove è situata la cantina e soprattutto che numeri fa, che dobbiamo essere un po'. Sì, non è che abbiamo 10 cantine, se ne abbiamo 3-4 sappiamo bene, abbiamo quella di nicchia, quella un po' più famosa, insomma sicuramente ogni ristoratore ha 3-4 referenze per il Prosecco e dobbiamo essere bravi noi a spiegarle queste cose. Alessandro Tignolo, tu hai delle vigne nella zona di Valdobbiadene? Sì. Ok, quindi insomma siamo proprio nel pieno della... Esattamente. Allora, siamo partiti dall'inizio, no? Cioè perché, dal punto di vista, cioè perché la comunità europea riconosce un prodotto, no? C'è coscienza o si dà troppo per scontato questo aspetto nel vostro territorio? No, c'è la coscienza di avere qualcosa di importante e di avere un riconoscimento importante. Oggi però c'è un periodo di difficoltà e ci si vuole un po' più legare più al territorio, quindi l'esigenza che c'è adesso a Valdobbiadene è quella di legare il vino più al territorio, perché il territorio nostro di Valdobbiadene, della DOCG, è un'area che ha una cultura, ha una tradizione e ha una storia riguardo al Prosecco, quindi non è solamente il vino, ma c'è anche qualcosa di più. Sì, che poi direi, insomma, notizia recentissima, perché insomma, è quella che di quest'estate, quando l'UNESCO ha riconosciuto le colline del Prosecco come patrimonio dell'umanità, penso che dal punto di vista comunicativo sia ancora più semplice abbinare il vostro prodotto, cioè quello che si coltiva in quella zona, con il territorio. Già il fatto che si dica che le colline del Prosecco siano diventate patrimonio dell'umanità per noi diventa già un problema, perché significa che anche chi è fuori da queste colline, che però usa il nome Prosecco, può vantare può vantare il patrimonio dell'umanità, può dire io faccio Prosecco
Però se non è sulle colline... Però lo utilizzano lo stesso. Il problema è che si utilizza lo stesso, quindi... Professor Boato, allora, l'aver portato a casa questo risultato e quindi, ripeto, è un valore aggiunto in più che poi può consegnare qualcosa, adesso si parla di comunicazione spiccia, però può consegnare qualcosa di visivo al consumatore, perché oltre a vedere le bolle e il liquido dentro il bicchiere può anche associarlo a quella zona. Non si può trovare un escamotage per... Sì, direi che è importante anche mettere in chiaro un aspetto. In questo momento, non è di oggi, in questi anni, noi abbiamo un osservatorio e proprio nell'area della DOCG è partito nel 2002, tracciamo gli andamenti eccetera, e l'unica cosa certa che si può cogliere come elemento proprio che emerge prepotente parlando del mondo del vino, è questo aumento della domanda, delle richieste di vini, chiamiamo sparkling, di vini spumanti. Il Prosecco si è trovato fortunatamente al posto giusto nel momento giusto. Quindi in questa situazione c'è una crescita che non c'è negli altri vini, anzi questi sono gli cosiddetti vini fermi, sono stabili o addirittura in regresso. L'unico che sta crescendo e ruba spazio agli altri sono gli spumanti. Questo solo in Italia? Nel mondo, nel mondo. E i tassi ci sono zone in cui... Noi questo lo monitoriamo e sulla base di questo abbiamo costruito tutta la strategia anche di crescita e di programmazione, e il tasso di crescita è da un po' di anni che le nostre stime sono anche diciamo confermate dai risultati, crescita attorno al 5-6% all'anno, che giustifica anche la crescita delle produzioni, eccetera. Quindi non è stata una crescita così fatta a caso, è stata programmata dai consorzi, eccetera. Quindi questo è l'elemento. La domanda è: vogliamo far parte di questo business o essere spettatori? Io credo che sia opportuno, visto che non è che l'agricoltura abbia tantissime altre opportunità, riuscire, se ci sono le condizioni ovviamente di territorio, di storicità eccetera, di far parte di questo business. Allora, nella sostanza, scusatemi, questo è il primo punto. Questo è il primo punto. Scusa un attimo, scusa che arriviamo. Quindi crescita mondiale più 5% medio. 5-6%. Quelli che arrivano in ristorante rispecchiano questa tendenza? Sì, stiamo parlando adesso del Prosecco, però dico, le bollicine in generale hanno avuto una crescita negli ultimi 2-3 anni. Quindi abbiamo anche riscontri local da questo punto di vista. Sì. E, allora, io adesso devo andare con una brevissima pausa e poi andiamo anche a spiegare il perché, cioè qual è alla base poi, insomma, perché ci sono ovviamente anche questioni economiche, qual è alla base cosa c'è alla base del fatto che c'è chi non vuole usare la parola Prosecco, nonostante ci siano questi numeri di cui sta parlando il professor Boato. Breve pausa. Prosecco sì, Prosecco no, sentiamo al telefono chi c'è e soprattutto come la pensa. Pronto? Buongiorno, mi scuso anzitutto, buongiorno, la vedo benissimo, bravi, Antena 3, anch'io sono di San Biagio di Galata. Ah, bene, è un compaesano. Grazie, grazie al direttore e a tutti quanti, al vostro staff. Io volevo fare una domanda ai vostri ospiti. Prego. Io sono un ex albergatore, ho un albergo qui nella località di Sardegna, adesso sono in pensione, ma volevo fare una domanda specifica. Il discorso del metodo Champenoise, non lo so. Champenoise, ok. Champenoise, no, so che abbiamo superato di gran lunga i colleghi francesi, che hanno gallerie del Moët Chandon e non più ne dica, però diciamo che loro hanno dei costi alti, ma anche il nostro Prosecco qui sfumante come prezzi siamo un po' altini, grazie alla produzione, ai bravi enologi, anzi io un mio amico, se posso dire anche il nome, è un certo Pavan, che ha una grande latina, okay. Però volevo capire il discorso del superamento l'abbiamo persa. Una risposta
se me la potete dare. Sì, ma non abbiamo sentito la domanda perché è andata via la linea proprio in quel momento. No, volevo sapere il metodo Champenois, Sì? che metodo è, come è stato fatto, abbiamo ok. francese, non lo so, eccetera, Ok. Se mi Grazie. possono dare una spiegazione in questo. Allora, grazie a voi e buon lavoro. Grazie, continua a seguirci e insomma porto i ringraziamenti al resto della truppa di Antena 3 che saranno assolutamente graditi. Allora, molto velocemente, posso lasciare al professore la spiegazione, la differenza tra metodo Charmat e Champenoise o metodo classico? Sì, uno è che la fermentazione avviene su Champenoise con un metodo naturale, quindi ha dei tempi almeno di un paio d'anni per ottenere il prodotto. L'altro invece viene un po' l'aggiunta del CO2, viene accelerato e quindi questa frizzantino, no? Queste bollicine vengono ottenute in maniera molto più... Quindi sono due metodi diversi fondamentalmente. Uno è più naturale, che lascia che sia il lievito naturalmente costruisca lo sviluppo delle bollicine, che poi sono quelle che ci fanno così apprezzare questo vino, e l'altro invece viene accelerato attraverso meccanismi che agevolano con l'emissione del... E in 2 mesi è pronto un Charmat? Sì. Charmat è pronto, che evidentemente qui c'è una discussione su questi nomi, no? Per cui io direi che i francesi non sono solo noti per questo, loro hanno solo... il nostro Charmat sarebbe il metodo Martinotti, perché anche noi, e forse Martinotti che ha insegnato anche Conegliano, che è più o meno coetaneo di Charmat, è quello che secondo noi avrebbe il titolo per dare il nome al metodo, insomma, ecco. E direi che quello che usiamo, chiuso, nel caso del Prosecco è un Martinotti modificato da Carpenè, da Antonio Carpenè, altra figura fondamentale. Sì, era il figlio, questo qui era il nipote, dal nipote di Antonio, vecchio Antonio, a cui abbiamo dato anche la laurea honoris causa come Università di Padova. Bene, allora insomma, abbiamo chiarito, facciamo anche un po' di cultura che ci sta tutta, in modo che sappiate che la differenza nel momento in cui chiedete tra un metodo classico o Champenoise, Charmat o Martinotti, ovviamente sta nel tempo anche di lavorazione di tutta una serie di logiche. Allora, io non riesco a fare la domanda a Bottignolo. Allora, altra telefonata, dopo arrivo da te Alessandro. Pronto? Sì, pronto? Sì. Pronto, buongiorno, chi parla? Sono io? Salve, sono Desiderio Bortolin, sono un collega di Alessandro. Ciao Desiderio. Insomma, ci Ciao, un saluto a tutti gli intervenuti, al professor Vasco che conosco, a sia Alessandro che anche a Stefano, un carissimo amico. E posso permettermi... Potevamo fare la puntata in taverna di casa mia, dai, l'abbiamo capito. vai. Perdonami, ma abbiamo appena iniziato la vendemmia, però mi sono preso... Come sta andando la vendemmia? Bene. Allora, dal punto di vista organolettica è spettacolare, nel senso che tutti i dati promuovono un'annata eccezionale, naturalmente è molto inferiore rispetto all'anno scorso. A livello quantitativo? A livello quantitativo, ma nelle nostre colline si avrà un prodotto eccezionale. Se posso permettermi, Pier, mi dispiace ma correggere leggermente il professor Boato per quanto riguarda la differenza tra Champenoise e Charmat, perché Champenoise, la prima differenza tra le due è solo la questione del recipiente di presa di spuma, lo Charmat grande recipiente e lo Champenoise nella bottiglia, ma entrambe sono due fermentazioni naturali. Ed è sbagliato dire, perdoni professore, dire che c'è l'aggiunta di anidride carbonica, perché nei metodi Charmat non c'è aggiunta di anidride carbonica se non negli spumanti gassificati, ma stiamo parlando di un altro tipo di prodotto. La fermentazione metodo Charmat nel Conegliano Valdobbiadene è naturale, avviene naturalmente con aggiunta di zucchero e lieviti selezionati, e la carbonica che si sviluppa è completamente naturale, data appunto dal lievito. Quindi questo era un piccolo appunto.
Perdonatemi, ma no, non volevo essere presuntuoso, però non vorrei che passasse il messaggio che i nostri fumanti sono addizionati di anidride carbonica, per l'amor di Dio. Allora, aspetta, Desiderio, un attimo. Sì, era solo che l'accelerazione dell'anidride carbonica che viene con metodo naturale sicuramente ha fatto bene a specificarla, è questo che intendevo, quindi viene entrambi su base di lieviti, tant'è che abbiamo i surlì che sono proprio la dimostrazione di questa naturalità che si ottiene nei nostri... Era solo per dire che il processo è accelerato in virtù di questa diversa periodo in cui vengono sviluppate naturalmente dei lieviti l'anidride carbonica. Insomma. Era per semplificare. Okay. Naturale entrambi i casi. Benissimo. Sì. Grazie. Grazie Desiderio, continua a seguirci. L'abbiamo perso? Bene. Sì, cioè, no, non bene. Ha messo giù. Ok. Allora, abbiamo chiarito anche questi dettagli. Capisco che poi, Stefano, noi stiamo andando molto in profondità, ma io sono convinto che mediamente l'interlocutore che tu hai... Sì, effettivamente è un po' più semplice. È un po' più basico. Sì, ma insomma, alla fine, ripeto, quando descrivi bene il prodotto, secondo me sei a posto, nel senso che se uno ti chiede un prosecco, ripeto, alla base secondo me è dalla spiegazione di quello che stai dando al cliente. E poi se come quando vieni tu bevi il metodo classico, sai abbastanza, ti piace il metodo classico, ok, poi insomma no vabbè, ma no, ho capito, vabbè, ma prosecco ne beviamo sempre, ogni giorno, in grandissime quantità. Esatto. molte Siamo anche gente di quantità. Sì, è bello variare ogni tanto, comunque esatto. È un metodo classico, comunque diciamo che come tu ti fidi dell'oste, nel senso sai che comunque può essere un Oltrepò Pavese, o comunque la stessa cosa per il prosecco, secondo me. Anch'io, senza far nomi, comunque ho diverse referenze, tra cui uno che ha appena telefonato. Io non posso dirlo. Allora Alessandro, ovviamente ci permettiamo la battuta e lo scherzo, perché non è che per forza dobbiamo sempre essere seri impostati. Sta di fatto che tu, produttore, e nella zona più hai questa volontà di non usare il termine prosecco in etichetta. Ci spieghi velocemente la ratio con la quale tu, e tra l'altro mi sembra che anche Desiderio sia abbastanza in linea con la... Desiderio penso sia stato uno dei primi, ancora 2010-2011 credo. Comunque noi oggi sentiamo il desiderio di dover difendere... Scusa, ok. Dover legarsi al territorio, perché il consumatore di prosecco in questi ultimi anni ha abbassato il valore economico praticamente. Loro non sono più disposti a pagare più di una certa cifra per una bottiglia di prosecco. Quindi oggi chiamare, nel nostro caso, Valdobbiadene DOCG, ci permette di staccarci dal nome prosecco e poter avere un valore aggiunto, che non vuol dire arricchirsi, ma vuol dire avere un valore economico che ci permette di andare avanti. Allora, chiariamo un aspetto. Voi state vedendo delle colline meravigliose, sono esattamente quelle dove, magari non quelle di Alessandro Bottignolo, ma insomma potrebbe anche essere, dove si coltiva il prosecco nella zona di OCG. Sì. Allora, è ovvio che stare a vendemmiare in quelle colline là e fare tutti i trattamenti, tutte le cose che avevano fatti, e farlo in pianura ha dei costi completamente diversi, corretto? Certo. Perché poi andiamo a... tra l'altro, se non sbaglio, in pianura si può fare la vendemmia meccanica e in collina no? No. Cioè è proprio vietato da disciplinare o non è possibile a livello fisico? È vietato da disciplinare, però fisicamente non è possibile, quindi non abbiamo alternative. Per cui ricordiamo un altro aspetto, perdonate, insomma dobbiamo andare nel dettaglio, una delle differenze tra la DOC e la DOCG è il fatto che comunque nella DOCG i produttori devono vendemmiare a mano con la forbicina. Giù ci sono tanti che utilizzano delle macchine. Sì. Ok, è ovvio che la macchina ha dei costi parecchio inferiori. Sono 150 ore, 170 ore a ettaro di lavorazione per la DOC e 650-700 ore di lavorazione per un vigneto della DOCG. Quindi siamo praticamente più di 3 volte. Quindi in questo momento diciamo che la partita vera
è tra dei produttori che hanno dei costi di un certo tipo e dei produttori che hanno dei costi di un altro tipo. No, non sarei tanto d'accordo su questo, cioè è vero questo, però non è solo una questione di differenza di costi, cioè l'areale da cui si ricava il prosecco di OCG, Conegliano Valdobbiadene Superiore, eccetera, o variamente, ecco, è un areale che ha una unicità che fa sì che quel tipo di uva e quindi il vino ottenuto da queste uve sia un unicum. Questo è indubbio, cioè che poi costi di più o meno, questo è anche vero, ma non è perché il consumatore dovrebbe pagarlo di più? Perché intrinsecamente è un vino che ha delle caratteristiche che secondo noi nel senso che è quello che abbiamo messo poi, è una ricetta, è un modo, è un mix, storia, questo, e anche di condizioni che oggi vengono anche suggellate, diciamo, dal riconoscimento UNESCO, questa unicità di caratteristiche eccetera, fanno sì che quel tipo di vino sia in sé intrinsecamente un vino che... queste differenze non sono facilmente percepibili, bisogna farle spiegare eccetera, e quindi serve un progetto. Io vengo a quello secondo me che è il punto su cui si è poco attenti. Noi possiamo seguire una strada piuttosto che un'altra eccetera, la strada maestra è quella del Prosecco che ci dà i risultati che vediamo. Dietro c'è un progetto condiviso che va dall'ultimo, in questo caso il ristoratore, che è l'ultimo anello, diciamo, al produttore. Dietro c'è un progetto che porta a far sì che si comunichi questo è il Prosecco, è il Prosecco della zona. Se noi vogliamo mettere in pista un'altra linea, un'altra traiettoria, dobbiamo avere dietro un progetto che parte dal produttore e arrivi all'ultimo anello. Quindi se si vuole, esempio, marcare la differenza e insistere sul Valdobbiadene, è necessario che questi Valdobbiadene costruiscano tutti gli anelli della filiera, perché non basta che sia il produttore che decida, lo può fare il singolo, un piccolo produttore. È tutto chiaro, breve pausa e poi capiamo se continua a essere una cosa, diciamo, spontanea da parte di alcuni produttori o se c'è una logica più di filiera come la sta descrivendo in questo momento il professor Boatto. Riprendo da dove ci eravamo lasciati prima della breve pausa. Il professor Boatto diceva ok, quindi ricapitolando ancora una volta, produttori di collina, alcuni dicono intanto è un prodotto diverso, perché poi c'è il concetto di terroir che farebbe parte del mondo del vino, questo me lo insegnano i sommelier, anche il fatto che è ovvio che la collina che c'è a Valdobbiadene probabilmente non è uguale come terreno a quello che c'è a Pramaggiore o vi sto citando zone in cui sia possibile produrre Prosecco o a Roncade, cioè sono terreni diversi, quindi il vino dovrebbe avere un sapore diverso, okay? Sì. Poi c'è una questione prettamente economica che sono i costi di produzione, che poi ricordiamo un'altra cosa, che nella DOCG i grappoli per pianta sono inferiori rispetto a quelle ad hoc. Sì, c'è una resa minore. Esatto. Insomma, sono tanti parametri che comportano il fatto che dovrebbe costare di più il Prosecco di collina. Sì. Ok, bene. Detto questo è lo scenario, no? E quindi nasce l'esigenza da parte di alcuni produttori a dire io al prezzo a cui esce il Prosecco adesso o a cui il consumatore è pronto a pagare, non ci sto dentro, per cui vorrei intraprendere una strada diversa. Sì. L'ho riassunta in maniera eccessivamente superficiale o è così? No, il concetto è questo. Ok, ora, siete organizzati? Cioè, che cosa si sta vivendo a Valdobbiadene in questo momento? Ma c'è un po' di fermento. Diciamo... E là, vedo che no. Siamo sempre nel tema. Nel senso che comunque il tema del chiamare il Valdobbiadene DOCG non è nato oggi, ma c'è da parecchi anni. Già a metà degli anni 90 si discuteva se chiamare Valdobbiadene Conegliano e togliere Prosecco, quindi non è una novità. Oggi però si sente di più l'esigenza
e sempre più aziende si stanno spostando in questa direzione. Quindi singolarmente sono piccole aziende, medio-piccole aziende, qualcuno di importante, però la direzione di gran parte di queste aziende è in questa... Però, perdona una cosa, nel momento in cui tu hai assunto questa decisione, no? Sì. Cioè, ma l'hai assunta anche perché ti sei confrontato con quelli che sono gli altri player, per cui i Zanotto della situazione, i supermercati, i buyer, eccetera, o è una percezione dovuta alla tua sensibilità commerciale? Ma mi sono confrontato con alcuni miei importatori stranieri e alcuni miei clienti italiani, almeno quelli più importanti. Qualcuno apprezza questa mia scelta, qualcun altro storce un po' il naso, quindi continuerà comunque a venderlo come prosecco probabilmente, però comunque non è una cosa che è nata così, insomma. Insomma, ovvio, no? Cioè, no, adesso non penso che uno rinunci al cognome, il proprio cognome per sbaglio. Poi c'è una percezione che comunque sempre più il nome Valdobbiadene si sta diffondendo nel mondo, quindi almeno per una clientela che ricerca un prodotto di qualità sta attenta all'etichetta e attenta al nome Valdobbiadene, e quindi effettivamente trovo dei riscontri anche in questo. Visto che tra l'altro dicevamo che Desiderio Bortolini è uno dei tuoi fornitori, vi siete confrontati anche voi su questo tema? Non ancora su questa cosa, però volevo solo dire una cosa, che per noi risulta un po' difficile spiegare queste cose finché sono italiani, ok, ma a un tedesco, a uno spagnolo, un americano, è difficile spiegare questa situazione adesso, dovrebbero trovare una linea comune. So che è difficile, come dicevo prima, però, perché sono in tanti e magari le idee sono diverse, però è un po' difficile spiegare soprattutto agli stranieri questa situazione, insomma. Professor Boato, allora io ho lanciato, non l'ho ancora lanciata qui, ma ho lanciato a te questa provocazione, che secondo me il problema è che ci sono troppe DOC e DOCG, cioè il Prosecco dovrebbe averne una, e che quella, cioè nel momento in cui c'è un'unica regia forse si possono anche fare, cioè sto dicendo la cosa al contrario rispetto a quello che sta avvenendo, perché alla fine qui sembrerebbe ci sia una scissione, invece secondo me dovrebbe esserci un'unica regia generale che poi ovviamente trova il sistema di valorizzare quel tipo di prodotto, però finché le regie sono 2 o 3, anzi sono 3 in questo momento, è un po' più complicato. Questo è il mio punto di vista, adesso non voglio metterti in difficoltà. No, non è una difficoltà, noi dobbiamo stare nella concretezza. Questo problema di avere 3 consorzi, averne uno solo, avere una regia unica era stata attentamente valutata alla vigilia del varo di questo nuovo assetto, no, del sistema Prosecco, e a quella data non c'erano elementi sufficienti per cui questa idea dell'unicità si è concretizzata, insomma. E certamente dal punto di vista della logica trova una sua piena condivisione, cioè un qualcosa di più ordinato, però purtroppo dal momento in cui è uscita, diciamo così, si è messa in moto tutto questo sviluppo del Prosecco, il mercato ha avuto gli esiti positivi e i riscontri positivi che noi abbiamo avuto modo di registrare in questi anni, ricondurre ad un unicum una cosa che si è così fortemente dilatata la trovo estremamente difficile, stando al di là che dal punto di vista ideale, ideologico, è la cosa che avrebbe un senso, però le forze in campo, che sono poi diversificate, perché ormai noi parliamo di mercati, non so, il mercato americano piuttosto questo inglese, che è quasi superiore a quello italiano, cioè abbiamo delle realtà che di fatto detengono il valore economico, perché il valore lo danno i consumatori, e il valore non lo dà il produttore aspira a avere valore, ma chi decreta che quella cosa ha valore è il consumatore, ed è lui che ha in mano le chiavi, più che noi siamo al servizio, possiamo aiutare il processo, no?
E questo ormai si è dilatato e lo vedo difficile poterlo ricondurre, cioè un'operazione molto... Certo, bisogna creare, ecco, sul piano della comunicazione ci sono moltissime cose da fare. Noi abbiamo fatto ad esempio degli studi negli Stati Uniti e abbiamo visto chiaramente che il Prosecco è una tipologia a sé, che non è champagne, non è spumante, è una cosa a sé, è il Prosecco. E all'interno di questa tipologia che si è affermata c'è spazio per far emergere differenze, attraverso una regia unica come suggerisci te, oppure attraverso azioni coordinate ma sviluppate. Scusami, ma sti dati ve li danno? Cioè, discutete anche in funzione di questi elementi? Cioè, perché io sto sentendo cose che non sapevo da Boato in questo momento. Ma qualche dato del consorzio... Cioè, perché non è una cosa da poco questa che sta dicendo. Io sono per mettere insieme le cose, cioè, proprio di natura sono un aggregatore, però cioè, se questi sono gli elementi, io prima di rinunciare a un brand come il Prosecco, cioè, lavorerei su questi termini, anche perché ci vogliono decine d'anni per... Il problema dei tre consorzi è che abbiamo un consorzio della DOC che ha una potenza economica molto elevata e quindi riesce ad avere una comunicazione, una campagna di comunicazione di marketing molto, molto forte. Quello di Valdobbiadene Conegliano ha una potenza media e quello dell'Asolo è piccolino, quindi quasi inesistente rispetto a quello della DOC. E quindi avendo tre consorzi con dimensioni diverse, con capacità diverse, è logico che quello che è più grosso riesce a comunicare di più. Ma per te l'idea di unificarli? Tu vorresti tornare a Valdobbiadene, per cui dire che ok, prova. Forse avrebbe più senso. Tu come la vedi, Stefano? Come la vedo? La vedo... So che potrebbe essere difficile, ma comunque... visto che sono anche tre tipologie completamente sono diverse, insomma, da DOCG a tutta la DOC e l'Asolo Prosecco, io manterrei delle differenze, però non toglierei il nome Prosecco dalla dicitura. Sì, insomma, rimani certo. È una mia idea, cioè, nel senso... Sì, vorrei riportare proprio per il senso di concretezza, eccetera, che chi investe in questo momento, la gran parte dell'investimento lo stanno facendo coloro che stanno vendendo ai consumatori finali, stanno investendo su un nome piuttosto che su un altro nome e quindi casomai si debba fare una modifica della strategia, quantomeno concordata, sviluppata assieme a questi. E gran parte di questi attori non sono neanche italiani, sono attori stranieri. E quindi io desidererei, avrei piacere che questa cosa si sviluppasse attorno a un tavolo in cui si trovano questi esponenti, queste presenze economiche importanti lì presenti attorno al tavolo e assieme condividere questa cosa. Piccolo stacco e poi ultima parte di ore 13. Di Conegliano Valdobbiadene. Insomma, ormai siamo in questo tavolo di lavoro insieme ai bei ospiti e, a parte gli scherzi, è piacevole avere certe figure e soprattutto anche la varietà in termini di competenze. Spero che stiate apprezzando anche voi da casa e quindi insomma torniamo in quello che è il fulcro, no, di questa trasmissione. Prima il professor Boato diceva il ruolo molto importante dei buyer, ma che io capisco che magari di fronte a un'annata nella quale un'azienda poi non trova riscontri economici, l'anno dopo cerca degli aggiustamenti, cioè questo ci sta. Forse lì è dove dovrebbe intervenire di più una logica di consorzio, cioè essere più vicino, non so come, perché sto immaginando, però il consorzio deve dare delle risposte anche economiche ai suoi associati e quindi di fronte a queste dinamiche vorrei anche capire se si sta proponendo delle cose, se dei cambiamenti, adesso non lo so.
Ovviamente i consorzi, per quello io credo di conoscere abbastanza la vita di questi consorzi, sono fortemente impegnati a fianco dei produttori. Il futuro è sempre incerto e pieno di rischi, quindi la soluzione magica che risolve tutto non c'è e quindi è fondamentale questo legame che esiste tra i produttori e la partecipazione all'interno del consorzio per trovare quale può essere la linea, e su questo l'impegno è massimo in tutti e tre i consorzi. Qualcuno ha più risorse, qualcun altro. Se la domanda è quella di dire i consorzi sono vicini, certo sono vicini, quindi io non... trovare una soluzione all'interno dei tre consorzi è chiaramente più difficile perché unificante, perché il consorzio della DOCG vive in modo interessante questa opportunità offerta dal riconoscimento UNESCO e quindi cercare di cogliere queste opportunità, questa è la chiave, vede però è anche cosciente del diverso valore che noi abbiamo pure riscontrato, noi facciamo delle aste sperimentali eccetera, queste differenze ci sono e vengono riconosciute, si tratta di comunicare meglio, bene eccetera, qual è la formula e questo è il punto. Per il consorzio della DOC invece è stabilizzare e dare forza a dei volumi importanti, un mercato molto più significativo e quindi anche l'innovazione di prodotto, per esempio, è una questione che è nelle corde. Stiamo pensando di fare rosé e prosecco, per esempio. Eccetera. Cioè non entriamo in questi altri, però quindi è un'esigenza un po' diversa rispetto ai 500, i 400 erotti milioni, non sono i 100 milioni. E c'è poi invece l'Asolo che scopre, visto i volumi che sono ancora un po' limitati, questa novità del mercato, quindi sono tre realtà che vengono, diciamo così, affrontate necessariamente con strategie diverse. Ecco. Metterle assieme non è assolutamente facile. Figurarsi, cioè, non dire che sia facile. Però sono tutti impegnati su questo. Certo. Stefano, faccio un paragone con una regione principe, no, da questo punto di vista, che è la Toscana. Allora, la Toscana riesce molto bene anche nelle città a comunicare quello che è l'intorno, ossia le colline e quant'altro. Tu che sei in centro a Treviso e quindi diciamo al turista che ti arriva, magari pensiamo a tutti i turisti che arrivano a Treviso perché sono stati a Venezia e neanche si immaginano che a 50 km poi ci siano anche delle colline. Tu riesci a trasmettere in qualche modo il fatto che Treviso ha vicino anche i luoghi di produzione collinari di prodotti come il Prosecco? Sicuramente sì, a parte che anche in aeroporto comunque ci sono tutte le diciture, le pubblicità varie delle nostre colline, il patrimonio UNESCO eccetera. Sì, riesco a dirlo, poi ci sono diverse anche forme di turismo, adesso sta prendendo piede la bicicletta, sai che anche in centro città questa cosa va molto e c'è questa pubblicità dei giri in bicicletta, le colline dell'UNESCO, insomma sì, riusciamo a trasmetterlo anche con tanti altri colleghi, insomma. E secondo me anche fanno un buon lavoro gli alberghi, B&B un po' meno, però comunque gli alberghi che abbiamo in città sanno trasmettere questa cosa. Da questo punto di vista, serenamente, ti senti di chiedere magari un ruolo più decisivo di regia, anche quant'altro, o il sistema che c'è in piedi attuale? Parli del consorzio? Sì, secondo me dovrebbero andare tutti in un'unica direzione, trovare una soluzione che sia questa o quella, però tutti assieme. Questa è la mia idea comunque. Alessandro, allora torniamo su questo concetto, no? Dicevamo patrimonio UNESCO, quindi sarebbe vostro. Come intendete sfruttarlo, in senso positivo ovviamente? Diciamo che se una volta era il vino che aiutava il territorio, adesso sarà il contrario, quindi sarà il territorio che aiuterà a promuovere il nostro Valdobbiadene negli OCG. Questo sta già avvenendo, perché comunque già in questo ultimo mese e mezzo abbiamo visto un incremento di turismo straniero. Quindi già ci sono dei risultati, questa è una notizia, ci sono dei risultati dall'ottenimento del patrimonio UNESCO? Sì, c'è già un turismo in crescita che però adesso abbiamo notato che si sta consolidando.
e soprattutto dai paesi esteri. E utilizziamo questo turismo, questi turisti per far vedere le nostre colline e per farli diventare ambasciatori del Valdobbiadene DOCG nei loro paesi. Quindi cerchiamo di raccontare la nostra storia, raccontare le nostre tradizioni, far vedere il nostro territorio, fargli provare i nostri prodotti e poi con la speranza che quando loro torneranno nel loro paese racconteranno ai loro amici, ai loro familiari quello che hanno vissuto a Valdobbiadene. Questi insomma, ovviamente sono i migliori testimoni a coloro che vivono in prima persona l'esperienza del territorio e capiscono da dove arriva quel prodotto che bevono e insomma, mi sembra, penso che sia la logica migliore. Siamo quasi in chiusura, professor Boato, secondo te è più facile che la zona della DOCG con il Valdobbiadene riesca a comunicare molto di più l'appartenenza al territorio e quindi alle colline, o è più facile che la zona della DOC inizi ad alzare il prezzo del prodotto? Domanda a $1.000.000. No, io credo che per quanto riguarda le colline certamente c'è un'opportunità, non solo per l'UNESCO ma in sé, perché è un processo, ben è stato detto, che non è di oggi, insomma è in corso, il processo è già in atto. Cioè la consapevolezza da parte delle aziende che il valore non è solo dato dalla vendita del prodotto ma anche dall'accoglienza, da tutta una serie di cose. E ci sono tutte le condizioni, quindi io sto vedendo soprattutto i giovani che stanno entrando nel settore, hanno questa visione molto più ampia, più aperta e quindi sono sicuro che quello è, e lo dimostrano anche i valori economici. Un terreno in quelle zone abitato non è equivalente come valore a un terreno delle zone della DOC, proprio perché c'è questa capitalizzazione di redditi futuri, eccetera. Per quanto riguarda la DOC, la sfida è mantenere innanzitutto le posizioni acquisite, perché nulla è certo e quindi tutto può essere messo in discussione, rafforzarla entrando in nuovi mercati. E il discorso del prezzo e del valore quindi riconosciuto dal consumatore è un qualcosa necessario, ma sarà molto molto faticoso, non sarà facile riuscire a ottenere aggiustamenti di prezzo significativi, almeno nel medio termine, insomma. E quindi le strategie di comunicazione saranno fondamentali, sono fondamentali anche nella zona di OCG ovviamente, ma lo saranno senz'altro nella zona della DOC, visto la dimensione del mercato e la concorrenza che sta arrivando da tanto. E la forza del nome Prosecco, visto i volumi, è fondamentale a mio modo di vedere. Poi le differenze anche all'interno della DOC si potranno far emergere anche all'interno della DOC, certo, ci sono ovviamente. zone. Bene. Questo è un po' il senso. Signori, spero che vi abbiamo dato una visione abbastanza omogenea e da tutti i punti di vista. Ringrazio i miei ospiti e ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito da casa. Un abbraccio a tutti.